ma io volevo entrare dentro alla scena rap. Cioè, quando tu sei fuori e sei un ragazzino, guardi a quello che esce più grande di te come, ah, quelli lì fanno parte di una scena. Io volevo avere l'autorevolezza di farne parte, ma senza Sì, 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 farci sì, 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 soldi. sì. Cioè, è presente come i cavalieri che ti, e tu fai parte della scena. Cioè, io non, Ma cioè, sai che pure io alla fine, perché vedi la scena hip hop che non erano tantissimi, sì, infatti. però erano fighi, cioè, pensavo Bassi Maestro, Amir, che ne so, Stock and Buddy, Certo, certo. essere uno di loro praticamente. Cioè, io pensavo che a un certo punto qualcuno ti desse una medaglia, capito? Cioè, è Che ti chiamasse Bassi Maestro a fare Monkey Business volume 5 e c'era Muva. cioè, capito? Una roba del genere. Cioè, a un Sì, certo sì, punto io sì, mi sì. aspettavo che qualcuno ti desse una medaglia, ma in realtà la medaglia non ti arriva. No, e poi chi te la dava sta medaglia? Appunto, cioè, però, ragionamenti un po' da ragazzini, no?